Ecco come i giornali hanno presentato la notizia degli arresti domiciliari del magistrato Pino Siciliano della Procura della Repubblica di Messina. La Gazzetta del Sud ieri, martedì 26 maggio 2009, è stato l'unico giornale siciliano a riportare la notizia. In prima pagina, di spalla a destra, troviamo un occhiello con la fotografia piccola che rimanda a pagina 25, che dice: agli arresti domiciliari il magistrato Pino Siciliano. La pagina 25 è la pagina dedicata alla Sicilia. In 25esima pagina in basso troviamo il titolo: il sostituto procuratore Pino Siciliano da ieri si trova agli arresti domiciliari. Messina, sul provvedimento del GIP di Reggio Catamassone, è accusato di concussione. L'inchiesta andava avanti da 2 anni. Il primo tassello furono una serie di accertamenti della squadra mobile di Messina sulle cointeressenze tra alcuni amministratori pubblici locali e una schiera di imprenditori chiacchierati, ritenuti vicini alla criminalità peloritana. In questi 2 anni l'inchiesta si è allargata anche parecchio, fino a toccare l'ex procuratore aggiunto di Messina Pino Siciliano, oggi in servizio come sostituto nella stessa procura, che dalle 16 di ieri pomeriggio è anche agli arresti domiciliari con l'accusa di concussione. Il suo ufficio e il suo telefono per mesi sono stati monitorati dalla squadra mobile. La squadra mobile si è occupata di tutta questa procedura. Gli altri 2 giornali della Sicilia ieri hanno bucato la notizia, il 26 maggio, mentre oggi abbiamo la notizia sia sul giornale di Sicilia, con un piccolo occhiello in basso, molto piccolo: l'atto d'accusa contro il PM arrestato. Giornale di Sicilia di mercoledì 27 maggio, che rimanda a pagina 11. A pagina 11 troviamo infatti in notizie un articolo di Letizia Barbera: oggi il magistrato sarà sentito dal GIP di Reggio Calabria, l'indagine della squadra mobile si avvalsa di intercettazioni telefoniche ambientali, pressione per contenzioso e perizie, ecco le accuse al PM, agli arresti. Al centro dei contatti i lavori milionari per un parcheggio e la ristrutturazione di un hotel a Taormina. Coinvolto anche il figlio di Pino Siciliano, che era un legale che si occupava del contenzioso fra il comune di Taormina e l'Impregilo, che è la ditta che ha costruito i parcheggi miliardari di Porta Catania a Taormina. L'articolo a pagina 11 del giornale Sicilia continua ancora con un altro articolo nelle pagine della cronaca di Messina del giornale di Sicilia. Questa notizia era da alcuni giorni nelle aule, circolava una strana situazione a Messina, e finalmente è venuta a galla la notizia esplosiva e le relazioni dell'ex procuratore aggiunto per accrescere potere e prestigio. Ha sfruttato il suo ruolo per intervenire in varie vicende di attualità. Per lui l'accusa è concussione. Pino Siciliano agli arresti. Questa è l'edizione di oggi, mercoledì 27 maggio 2009, edizione di Messina del giornale di Sicilia. Dalle carte emerge il ruolo di mediatore per Impregilo. L'ex procuratore Pino Siciliano col procuratore Guido Loforte in una foto d'archivio. Il GIP di Reggio Calabria contesta all'ex procuratore che si trova domiciliario dei casi di tentata concussione e uno di concussione, vicende che il magistrato avrebbe tentato di condizionare con lo scopo di accrescere la propria influenza e il prestigio. Sarebbe questo il fine, secondo il GIP di Reggio Calabria, che ha firmato l'ordine di richiesta al sostituto procuratore di Reggio: accrescere l'influenza e il prestigio. L'indagine condotta dal questore di Messina e dal capo della squadra mobile fa emergere contatti con imprenditori, funzionari pubblici, politici, locali, che secondo gli investigatori non sarebbero semplici frequentatori. La teoria dell'esame degli inquirenti
e che il magistrato avrebbe sfruttato il suo ruolo per acquisire informazioni e a volte intervenire in questioni di massima attualità, intercettazioni telefoniche, reti ambientali e una serie di altre indagini come dichiarazioni di persone informate sui fatti hanno fotografato vicende che sarebbero maturate nell'arco di un biennio. Particolare attenzione agli investigatori rivolta su 3 vicende: il lodo in Pregilo, le ZPS e l'ex hotel Castellammare, quindi ben 3 indagini. Il dottore Pino Siciliano era uno dei giudici, uno dei magistrati più importanti della Procura di Messina, era il sostituto che si occupava anche dell'incarico ai PM, quindi è colui che in pratica decide quale PM deve indagare su alcune cose o non deve indagare ovviamente, e in questa sua posizione ovviamente può gestire le attività del Tribunale e della Procura di Messina in un modo molto importante in una direzione o nell'altra. Dalle intercettazioni sarebbero emerse che la trattativa al comune di Taormina avrebbero fruttato agli organizzatori di questo accordo 2 milioni. 2 milioni sarebbero andati a coloro che avrebbero contribuito al buon esito dell'affare tra il comune di Messina e il comune di Taormina e l'Impegilo. L'affare però non andò in porto e l'inchiesta si è occupata anche delle vicende nella zona ZPS del comune di Messina. In particolare avrebbe Siciliano convinto i membri della commissione di valutazione di incidenza ambientale, i funzionari presso il settore edilizia privata dell'ufficio urbanistica del comune di Messina, a riconoscere all'ufficio dell'ingegnere Sansone, dirigente dell'assessorato della regione e territorio, la competenza in materia di valutazione di incidenza ambientale nelle ZPS, esautorando l'organismo comunale e la commissione. Questo caso clamoroso del giudice di Messina è uno degli ultimi casi clamorosi che vede coinvolto un giudice di Messina, del Tribunale di Messina, della Procura della Repubblica di Messina, della Procura della Repubblica Italiana di Messina. Perché di questo stiamo parlando? Stiamo parlando di una Procura della Repubblica Italiana che ormai da molti anni, da decine di anni, è sempre nell'occhio del ciclone e ha raccolto una serie di indagini contro i suoi stessi giudici che hanno raggiunto il 40% dell'organico dei giudici presenti a Messina, cioè 4 giudici su 10 in questi anni del Tribunale di Messina sono stati indagati e alcuni sono stati anche condannati a pene pesantissime, 7 anni, 6 anni, addirittura sono stati tirati dall'albo.